Comincio a fare il video post partita molto molto prima perché temo che... Anzi, sinceramente sono fermamente convinto che la partita non cambierà di risultato. Purtroppo, purtroppo mi viene da dire, perché oggi almeno un punto sarebbe stato fondamentale, però temo sinceramente che così non sarà e faccio anche fatica ad esprimermi su questa partita perché esteticamente penso sia stata una delle partite sommariamente meno belle che io abbia visto durante l'arco di questo campionato. È stata parecchio combattuta e purtroppo il risultato per il momento è frutto di un'opera d'arte fatta da Maldini che riesce ad insaccare la palla in rete per 5 centimetri, 10 centimetri e purtroppo una punizione veramente fantastica su cui io personalmente non mi sento di recriminare nulla a Scuffet perché veramente poteva farci ben poco, traiettoria fantastica, tiro bellissimo, lì ci puoi fare ben poco. Però forse i punti meritavamo molto di più noi, perché siamo stati molto più presenti in fase d'attacco, seppur in maniera caotica, seppur facendo fatica, però abbiamo creato, secondo me, molti più problemi noi a loro che loro a noi. Adesso c'è un contropiede del Monza con Colombo, ha provato uno scavetto, ma penso fosse in posizione di fuorigioco in realtà. Però l'arbitro fa continuare e si continua con una rimessa dal fondo. Al momento siamo all'82esimo. Ci guardiamo questi ultimi minuti di partita insieme. Contro il Napoli ha portato bene. Speriamo possa portare bene anche qui, perché un punto ce lo meritiamo per quello che si è visto in campo, perché abbiamo fatto molto più noi che il Monza. Mm, Uscire con 0 punti sarebbe veramente vergognoso. Tra l'altro posso dire, mi dispiace molto, a parte che si vedeva a occhio, a occhio nudo che il gol di Lapadula non era regolare. Però mi dispiace perché era veramente fatto bene, cioè si è girato bene. Entra Azzi al posto di Augello ovviamente e Kingston Mutandua al posto di Shomurodov. Staremo a vedere. Shomurodov ha avuto qualche sortita che non è stata malvagia, eh. Per esempio ha ottenuto una punizione nel primo tempo molto molto importante su cui la Padula stava quasi per fare gol. Attenzione, non ce lo scordiamo, eh. Palla di poco fuori al lato. Che palle, che palle. Speriamo di acciuffare il pareggio oggi, ma ve lo dico sinceramente, ragazzi. Contro il Napoli un minimo di speranza ce l'avevo, oggi non ce l'ho. Cioè, oggi sono convinto che effettivamente la partita finirà così. Ora siamo all'84esimo e staremo a vedere. Vediamo un po', speriamo che Carboni ci possa dare una mano. Vecchio cuore rosso-blu. Oristagno sull'out di sinistra. La passa Perazzi un po' larga, decisamente troppo larga. Non ce la fa. Anzi, non ci arriva. Per il resto, non saprei cosa dire. Sono felice per il ritorno in campo di Prati. E cambio giustissimo. Nel senso, oggi Makumu non mi è piaciuto per niente. Per niente, per niente, per niente. Mi è sembrato un elemento fin troppo fragile in campo. L'ho visto negli scontri corpo a corpo che tendeva a subire parecchio la fisicità del Monza, ma la subiva in una maniera secondo me anche troppo eccessiva, perché effettivamente lui comunque ha un fisico, può tenere botta, però oggi l'ho visto particolarmente fragile. Non mi stava piacendo anche perché gli ho visto fare degli errori fin troppo elementari. Quindi giusto il cambio. Oristagno, purtroppo da quando è entrato ha fatto quello che ha potuto, però è chiaro che lui da solo non può sempre risolvere la questione.
Ora abbiamo Valentin Carboni che se non mi sbaglio è lui che ha segnato il gol all'andata. Tiro del Monza, parato da Vietesca? Mi pare fosse Vietesca. Ancora Monza in attacco. Fallo. Che palle. Questa è una partita maledetta. Maledetta. Veramente maledetta perché se quella punizione di Maldini non fosse entrata, sì, per una volta parlo con i se e con i ma. Lo so che la storia non si fa, ma io sono fermamente convinto che se quella punizione non fosse entrata, probabilmente non avremmo vinto comunque, però almeno l'avremmo pareggiata. Mo staremo a vedere se comunque la pareggeremo, ma ribadisco che secondo me no, finirà 1-0 per il Monza. Se non 2-0. Mamma mia. Rischio. Rischio, rischio, rischio. Tra l'altro, mo vedendo alcuni giocatori mi vengono in mente delle cose. Dossena si sta rendendo sempre più pericoloso nel gioco aereo, fa capire quanto è importante. E devo essere sincero, oggi non mi è dispiaciuto nemmeno Vietesca. Intanto è entrato Viola al posto di Reiola. Speriamo bene, speriamo bene. Non so voi che sensazione avete, vabbè, a parte che sto video uscirà a partita finita. Tanto giocatore nel Monza a terra. Izzo. Chi se non lui? Crampi per Izzo. Poi che altro dire della partita? Veramente io non ho tantissimo da dire, cioè non ho niente da dire in realtà. Volevo dire non ho tantissimo da dire. Nandez mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto, forse avrei apprezzato un po' più di lucidità negli ultimi 20 metri da parte di Nandez. E mo qua fanno rivedere la punizione ai Maldini. Purtroppo lì c'è poi fa poco. Purtroppo lì ci puoi fare veramente poco. Punizione veramente bellissima, bellissima. Tra l'altro fa specie vedere un settore ospiti così pieno. Sentirli cantare tutto il tempo, veramente fantastico. 2000 e passa biglietti, veramente un applauso a tutti coloro che sono andati a Monza. Spettacolo unico, cioè vedere un settore ospiti così pieno quando non si tratta di una squadra che faccia parte delle sette sorelle è significativo. Almeno facciamo capire il motivo per cui siamo l'ottava tifoseria d'Italia per numero di tifosi, che non è un dato preso a caso, ma perché effettivamente è così. Perché comunque dove vai, uno del Cagliari lo becchi, sempre, costantemente. Intanto è finito adesso il tempo regolamentare, siamo entrati nei 5 minuti di recupero. Cagliari all'attacco con Oristagno sempre sulla fascia sinistra, da solo, cross in mezzo dove blocca la Padula che la gioca dietro, tiro da fuori di Prati, deviato, però deviato da qualcuno nostro, perché non è calcio d'angolo. Chi l'ha deviata? Non si sa, non lo sappiamo, non lo scopriremo mai, non lo scopriremo mai. Sicuro non era uno del Monza, purtroppo. Ah, e sulla Padula, ecco.
Vedi, perché poi le cose mi vengono in mente durante. Alcune cose non mi sono piaciute per niente della Padula, tralasciando la punizione e il gol annullato giustamente. Ripetiamolo, giustamente. Io ho visto alcuni passaggi, specialmente di Nandez nei confronti di Lapadula, che non mi sono piaciuti, ma non tanto per il passaggio di Nandez, ma quanto per la mancanza di bravura di Lapadula di saper utilizzare quei palloni, che la maggior parte delle volte poi sono andati sprecati. Secondo me qualche occasione utile con quei palloni si poteva creare e purtroppo non siamo stati in grado di sfruttarli. È così. Tra l'altro torno subito ragazzi. Rieccoci. Mi sono assentato proprio 20 secondi di numero. Tempo di bere un goccio d'acqua. Questo è fallo, regà. Colombo ha fatto fallo, eh. Scuffa e para. Ma a me mi sembrava fallo quello di Colombo, però, eh. Eh. A meno che non sia spalla a spalla, quello è fallo. Dai, dai, ragazzi. Purtroppo negli ultimi minuti stiamo un po' subendo il colpo. Tra l'altro mi piace molto questo centrocampista del Monza. Bondò mi pare si chiami. Tanta roba, tanta roba. Dai, 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 dai. Lancia di Gregorio nella terra di nessuno. La prende Scuffè, che la gioca su Zappa. Pure Zappa non mi è dispiaciuto oggi, eh. Anche oggi buona prestazione. No, mamma mia. Niente, no, raga. Stiamo al 93-40. La partita finisce al 95esimo. Questa era una partita sporca che dovevamo pareggiare. Mamma mia, e quando ci arriva la Padula con quel lancio, dai. È finita sta partita. Secondo me ci meritavamo un punto. Un punto ce lo meritavamo ampiamente. Purtroppo non si può fare sempre punti. Sarebbe finito prima o poi questo momento. Dispiace, dispiace perché alla fine veramente, a parte il gol fatto, il Monza non è che abbia fatto tutto questo granché, eh. Mamma mia, chi è che l'ha fatto uscire? Nandez, Nandez, che cazzo fai, Nandez? No, vabbè, è finita, dai. Mi dispiace perché un pareggio lo potevamo tranquillamente fare. Ce lo saremmo anche meritato, però il calcio è anche questo. Siamo riusciti a strappare risultati che non ci meritavamo, anche vittorie. E adesso, anche se ci saremmo meritati almeno un pareggio, non l'abbiamo strappato. Purtroppo è così. C'è anche questo nel calcio. Bisogna prendersi i lati positivi e i lati negativi. Mo' l'arbitro fischierà. Perché non fischia? Stiamo a 40 secondi oltre il 90esimo. Cioè, oltre il 95esimo. Eccolo. Peccato. Peccato perché secondo me un punto lo meritavamo. Però vabbè, dai. Va bene.
Ci rifaremo con la prossima, che se non mi sbaglio è contro l'Hellas, dopo la sosta. Vediamo un po'. Sì, è contro l'Hellas. Speriamo bene per la prossima. Niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.